Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale Marietto Veneziano. Oggi vediamo un po' come sarà la giornata con un giro di stese un po' veloci, tanto per iniziare bene la mattinata sul nostro canale YouTube e sul nostro gruppo di Facebook. Quindi il vostro Marietto Veneziano mischierà le carte sibille e chiacchierine e vediamo cosa ci vogliono consigliare oggi le nostre sibille. Farò una stesa molto veloce di 5 carte e vediamo i consigli che ci danno le sibille per oggi. Quindi mischio ancora e voilà, facciamo una stesa di 5 carte veloce. La riunione, il nemico, il viaggio, la giovane fanciulla e la morte. Vediamo un po'. La riunione, il nemico, viaggio, giovane fanciulla e la morte. Avete visto? Questa è la stesa per più o meno vedere cosa ci dicono oggi le nostre sibille. La prima cosa che noi vediamo che avremo una partenza un po' particolare, perché vediamo la riunione e il nemico, che praticamente ci dice che incontreremo qualcosa anche di spirituale e dobbiamo stare attenti perché col nemico potrebbe essere qualcosa che non è proprio quello che noi intendiamo. Potrebbe essere sia una persona sia qualcosa di spirituale che possiamo anche incontrare su un social. Poi andando avanti a mezza giornata diciamo che con il viaggio e la giovane fanciulla qualcosa dovrebbe migliorare, perché praticamente potrebbero cambiare le situazioni anche con l'aiuto di una persona giovane che ci sta al nostro fianco, ma vi avviso che potrebbero essere anche delle entità spirituali. Quindi la prima mattina diciamo che quello che incontreremo con la riunione potrebbe essere un double face, che sia spirituale o un amico o una persona che pensiamo che ci voglia far aiutare. Sul mezzogiorno diciamo che potrebbero esserci dei cambiamenti grazie all'aiuto di una persona, però vediamo che sul finale della giornata abbiamo qualcosa che ci vuole chiudere che si chiama morte. Quindi potrebbe anche essere il caso che questo nemico che parte alla mattina, in prima mattina, che poi si dilegua verso il mezzogiorno, alla sera sparisca. Quindi dobbiamo vederle in questa chiave positiva, anche perché seguite il vostro Marietto Veneziano. Quindi ricordiamoci, partenza un pochettino sul chi va là, stiamo sempre attenti perché chi ci dà un bacio come il Giuda poi per 33 o 30 denari magari potrebbe voltarci la faccia. Però attenzione, perché abbiamo un aiuto da una giovane fanciulla che potrebbe far cambiare la situazione a nostro vantaggio e con la morte tagliare questo legame che di prima partenza alla mattina ci ha in un certo senso legato. Quindi io vedo che per oggi, per quelli che seguono il Marietto Veneziano, la situazione potrebbe essere sul chi va là, ma positiva, perché da mezzogiorno in avanti possiamo vedere che le cose col viaggio e la giovane fanciulla volgeranno verso di noi a nostro favore. E attenzione, perché alla fine noi taglieremo con la morte questo aggancio del nemico che noi non sappiamo se si presenta in forma social o diciamo in forma carne e ossa, però cari amici sempre in campana. Bene cari amici, per il momento è tutto, questa stesa mattutina del vostro Marietto Veneziano finisce qui. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti nel canale di Hildegarda e del Marietto Veneziano, di iscrivervi e di seguirci sui social Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!